Michele, mi senti intanto? Mettiamo a viva voce. Allora, intanto tu sei assieme alla Sicilia l'unico che facciamo il collegamento a viva voce, poi saremo con gli altri collegamenti via Skype, però so che te sei in vigneto in questo momento. Scusa, non l'ho sentito. So che sei in vigneto in questo momento, vero? Sì, Okay. Abbastanza, diciamo che siamo immobili tra vigneti e altre cose, Vero, abbastanza. quindi tu in questo momento hai sotto mano la situazione del vigneto piemontese e noi qui intanto ti ringraziamo e ti ascoltiamo se riesci in 3 minuti a farci un po' il quadro di come si presenta la vendemmia in Piemonte. Grazie Michele. Benissimo, grazie a voi e buongiorno a tutti. Sì, un'annata in Piemonte, penso come per tutto il nord Italia, molto difficile da subito sul fronte di difesa antiterrorismo storico. Noi abbiamo avuto da fine aprile a metà luglio un giorno di pioggia su 2 praticamente, con accumuli dell'ordine di 400 mm abbondanti. L'unica cosa caratteristica è che questi accumuli, la piovosità media in questi giorni di pioggia è stata abbastanza bassa, dell'ordine di 10 mm, e questo ha permesso di condurre una difesa con risultati buoni anche, diciamo, nell'impostazione biologica. Una difesa molto difficile ma con risultati buoni sulla produzione e qualche difficoltà di contenimento invece delle infezioni a livello dell'apparato fogliare delle nuove foglie. È stata sicuramente la nota più difficile di quest'annata, la difesa antiterroristica. Sul fronte della maturazione, l'inizio con l'invaiatura registra un anticipo, un ritardo di una settimana rispetto all'anno scorso, ma un anticipo sulla media storica recente di una settimana abbondante, e questo è un altro dato saliente dell'annata, perché se consideriamo che all'inizio della stagione del mogliamento avevamo 10 giorni di ritardo, ora ne abbiamo 7-8 di anticipo, quindi un recupero straordinario di 15 giorni e oltre, se relazionato a un andamento meteorologico sicuramente del tutto normale, non eccessivo. Credo che questa sia una chiave importante dell'annata, un'eredità del 2017, nel senso che c'è stato un periodo vegetativo l'anno scorso lunghissimo, come sapete, e quindi poi un'accelerazione delle fasi fenologiche quest'anno molto importante. E il 2017 ha lasciato una firma anche su una produzione in pianta molto abbondante in questo momento in Piemonte, cosa che ha reso necessario dei diradamenti per produzioni qualitative di eccellenza che sono in corso a tutti gli effetti. E quindi direi che con queste premesse, con delle previsioni che abbiamo per il mese di agosto di un andamento non prettamente lineare, diciamo che ci abbiamo verso la vendemmia con prospettive qualitative ottime sicuramente, e non nascondiamo una certa preoccupazione però verso le verosimile dal punto di vista sanitario per quel che riguarda botryte e apparati fogliari che delle volte sono stati appunto duramente colpiti da attacchi di peronospora. Questo è un po' il quadro, insomma. Ok, ascolta Michele, attendo un attimo che chiedo in sala se ci sono delle domande, delle osservazioni, altrimenti non vedo delle mani che si alzano, quindi io ti ringrazio e noi continuiamo la nostra corsa e grazie ancora e un risentirci all'anno prossimo. Grazie Michele. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Bene.